Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona domenica, anche se oggi c'è un po' di nebbia qui in Friuli, insomma la nebbia credo che sia più che sul Friuli, un po' su tutto il nostro mondo in questa fase delicatissima che stiamo vivendo, però direi non siamo più impreparati, almeno abbiamo un pochino di le spalle larghe, possiamo parlarne anche con un certo tipo di, insomma, di serenità e competenza. Ahimè, parlare di quello che viviamo con Alessandro Micheli, presidente della FIPAV FVG. Buongiorno Presidente. Buongiorno, ciao a tutti. E con Giovanni Adami, presidente della FIP FVG. Ciao John, buongiorno presidente anche a te, buona domenica a entrambi. Ciao. Prima di buttarci sulla quotidianità, che ahimè insomma è più che quotidianità che mai, ci tengo al volo a fare un saluto a Sean Connery, uno dei grandi idoli della nostra vita, della nostra infanzia, 007, grande ballonero Johnny, grande tifoso di calcio, un grandissimo personaggio che ha vissuto una gran vita, 90 anni, insomma, beato lui. E poi io voglio fare gli auguri in ritardo a Diego Armando Maradona, permettetemelo, un altro genio maledetto, però io ho passato la giornata di ieri a guardare filmati su di lui, celebrativi, e in questo momento, entriamo nel vivo, di precarietà totale, eroi del genere farebbero bene al nostro sport, un eroe veramente in pantaloncini e maglietta, un calciatore fenomenale. Allora, cosa ne pensate? Scusami, Vai, ieri alle ore 20 di sabato sera, cosa ti ho mandato via WhatsApp? Ma io volevo mettere nel mio stato. Certo, c'è bisogno di Zico, c'è bisogno di Maradona. Però vedere questo eroe di 60 anni con una vita buttata quasi via, ha fatto Sky, ha fatto 2 giorni di celebrazioni, la Gazzetta pure. Insomma, legge di questi eroi, no? Mi piacerebbe tornare, e spero che ce la faremo, a tornare solamente a parlare di questo e non ogni giorno che noi facciamo allenamento a Cividale, la prima cosa che chiedono i giocatori a fine dell'allenamento è: qual è il bollettino di oggi? Quanti contagiati? Quanti terapia intensiva? Sinceramente è una roba diventata un'agonia insopportabile. Chi inizia dei due? Io posso iniziare da Zico e da Sean Connery. Maradona invece sai che non ha le mie simpatie. Ma John, è un discorso di eroismo sportivo in questo caso, perché dopo... Sì. Rivedere per la 200ª milionesima di volta la punizione a tacconi sotto il diluvio del San Paolo, con la barriera a 3 metri di distanza e la palla sotto la traversa. Io vorrei brividi di nuovo dopo averla vista 200 milioni di volte. Insomma, dai, è uno stadio che va in campo sotto il diluvio con lui. Io avrei voglia di tornare allo stadio, non di vedere queste partite che vediamo adesso, terrificanti, insignificanti, no, in cui ormai il fattore campo non esiste più e non c'è più un minimo di logicità. Allora, questo è il mio inizio e passo la palla a voi. Il messaggio iniziale, vabbè, Sean Connery, tifoso dei Glasgow Rangers e della Scozia, sebbene sia un fiero indipendentista scozzese sotto il profilo politico, quindi la cosa è un po' strana perché sapete bene che i Glasgow Rangers sono loyalist, mentre Celtic sono assolutamente di sponda diversa, ma al di là di questo è chiaro che mi unisco con te a questo ricordo di un grande emblema, insomma, degli anni 90 e dei primi anni 2000. Su Maradona non dico niente, sapete che proprio non mi va il soggetto, non mi va il suo modo di vivere, certo, sicuramente è stato un grande campione. Dopodiché sei assolutamente condivisibile quando dici attenzione, i giocatori mi chiedono come sono i contagi, eccetera. Ormai non si parla meno delle 3 persone sgozzate all'interno di una basilica a Nizza. In secondo piano anche quella cosa lì, si parla solo esclusivamente della nostra situazione attuale. Io penso che tu hai la fortuna, non la fortuna con i giocatori di continuare ad allenarsi, della tua squadra, della Serie A2 e della Serie A1 maschile, e per quello che concerne la pallacanestro anche Serie A1 e A2 femminile. Ce ne sono tanti altri che hanno invece appeso temporaneamente le scarpette al chiodo, possono fare solo delle corse all'esterno, degli allenamenti individuali all'esterno e fino a quando non salirà la bora, perché parliamoci chiaro, non possiamo pensare che si possa organizzare delle situazioni di allenamento e preparazione atletica con 5 o 4 gradi sotto zero. Ringrazio Francesco che ormai mi legge del pensiero e ti ha mandato in onda ciò che io ieri alle 8 ho mandato. È il più grande gol della mia vita da tifoso. Zico sotto la curva, no? Io ero là.
ero là. Sì, anch'io, casualmente anch'io. L'1-0 con la Roma, era novembre del 83 probabilmente. 83. Parata di Brini, palla Edigno per Causio a testa alta, eccolo, palla lunga, e poi Zico di collo pieno su Tancredi. Bene, detto questo torniamo un po' a noi. E finché non usciamo da questa situazione possiamo purtroppo in maniera romantica, in maniera forse in un certo senso ridicola, ricordarci questi momenti di grande calcio, di grande sport. Adesso, come hai detto tu, è un po' inguardabile anche la Serie A, la Serie B. Faccio una difficoltà estrema a vedere questi stadi vuoti, Sì. a sentire la voce di Conte, a sentire proprio difficile guardare una partita di calcio. Non credevo di poterlo mai dire nella mia vita, di far difficoltà a vedere una partita fino in fondo in televisione. Detto questo, ragazzi, abbiamo le spalle larghe. Alessandro, sia io che te, farci carico di una situazione tra le più brutte che abbiamo potuto registrare nel corso degli ultimi 20, 30, 40, 50, non lo so neanche io, anni, e guardare avanti. Secondo me, voi siete stati più bravi di noi per diversi motivi, siete stati più furbi, siete stati più scaltri, e a te la palla. Parliamo di movimento, quindi Ale, lui ti provoca, fra virgolette, dice, o ti fai complimenti. No, John non mi provoca mai, diciamo che anzi... No, nel senso... Sì, no, logico. Allora, partiamo da due cose. Innanzitutto volevo dirvi che, sinceramente, secondo me, io che non sono tifoso di quel giocatore, però non sono anche una persona che guarda certe cose, devo dirvi che esiste, secondo me, un grande che oggi è Zlatan Ibrahimovic, perché per me lui è veramente ancora un guerriero e sportivamente ha dimostrato di non essere finito come lo davano tanti per finito, e con quel messaggio che ha dato, contrariamente a un messaggio di un altro grande campione che reputo assolutamente inferiore in tutto a lui, diciamo, Zlatan è stato veramente un grande. Detto questo, quindi ci sono ancora, per fortuna, alcuni eroi. Sì, alcuni eroi. Ecco, devo dirti che è bello averli. Guai se no. Per quanto riguarda la situazione, è chiaro che stiamo oggi come oggi ascoltando di nuovo purtroppo quelli che sono i nostri bollettini di guerra, come dicevi giustamente tu, e questo non ci fa bene, perché evidentemente la situazione a cui andiamo incontro è quella situazione che pochi di noi pensavamo di dover ancora affrontare. La vedevamo come qualcosa di veramente, come quasi ultima spiaggia, e invece pericolosamente ci stiamo avvicinando. Non so, per quanto riguarda il discorso dei movimenti nostri, cioè del basket e della pallavolo, quale sia stato l'atteggiamento più giusto. Devo dirti anche, così, nell'ultima consulta che abbiamo fatto tra i presidenti regionali, non c'era una visione unanime. C'è chi diceva che era meglio chiudere tutto. Ma è difficile anche avere è difficile. Ecco, la decisione che spettava giustamente in ultimo alla federazione è stata quella di cercare di mandare avanti tutto quello che era possibile mandare avanti e che l'ultimo DPCM consentiva. È chiaro che però si arrivano a delle situazioni dove devi prendere comunque, anche su base territoriale, regionale, delle decisioni, e anche qua in Friuli Venezia Giulia queste decisioni difficili, ma le ho dovute prendere passando prima per la consulta e poi passando per il consiglio. Quindi, se ti ricordi, ci siamo scambiati un po' di messaggi su WhatsApp. Certo. Penso che la chiave che apre tutte le porte è difficile trovarla.
difficile trovarla, e ognuno ha fatto quello che reputava in quel momento la cosa più sensata e migliore. Poi se volete andiamo un po' di più sullo specifico, ecco. Ma certo, adesso centriamo, tanto abbiamo i saluti a tutti gli amici che ci stanno augurando buona domenica, da Andrea a Antonio, e ne ho perso uno anche in mezzo, ecco qua, buona domenica anche a Massimiliano, buona domenica a voi, e sia una grande domenica di sport. Ricordiamo che a mezzogiorno e mezza gioca l'Udinese contro il Milan. Oggi ho letto un'intervista di Oliver Bierhoff sulla Gazzetta, da grande ex di entrambe. Poi dopo c'è il Gran Premio di Imola, ribattezzato Gran Premio dell'Emilia Romagna. Ormai facciamo anche il Gran Premio del Friuli Venezia Giulia, fra un po' non saranno più dove andare a correre, poveretti. E poi dopo c'è il derby di Genova. Insomma, mi piacerebbe poter parlare con voi due solamente di questo. In realtà, John, riavvolgiamo un attimo il nastro. La situazione FIP a riguardo dell'emergenza che stiamo vivendo. C'è stata prima una tua decisione, ma anche una decisione nazionale da parte di Petrucci. Ci riavvolgi il nastro tu, e poi stessa domanda anche per te, Alessandro. Beh, noi esattamente 7 giorni fa a quest'ora stavamo analizzando l'ultimo intervento governativo. Al termine della trasmissione eravamo riusciti a dare una interpretazione che poi si è rivelata corretta per quello che riguarda il mio mondo. Quindi, Antonio Pittoni che scrive: ma dopo devo dirgli che mi hanno girato un suo post sul Pignarule sul 6 gennaio, che dopo andremo L'ho visto anch'io. Sto scherzando ovviamente. E quindi continuano regolarmente a giocare, ad allenarsi A1 e A2B maschile, A1 e A2 femminile, si possono allenare, giocano a porte chiuse tutte queste categorie, e si ferma tutto il resto. Devo essere sincero, abbiamo sofferto, ma non per cattiveria, ma perché il momento necessitava delle interpretazioni corrette e sicure e certe, un po' l'assenza di indicazioni nell'immediatezza. Già domenica sera, lunedì pomeriggio, lunedì sera, martedì mattina eravamo un po' lasciati, non dico noi stessi, però è chiaro che al lavoro, ad esempio, come ho detto poc'anzi, aveva risposto con delle comunicazioni interpretative velocissimamente. Dopodiché la FIP di Roma ha spiegato chiaramente, confermando quello che vi ho appena detto, che non si poteva fare fughe in avanti, ad esempio con la B femminile e la C-Gold maschile, che in un certo momento si pensava potessero rientrare nelle categorie cosiddette nazionali. È stato detto assolutamente di no, perché sono categorie regionali. Non c'è stata ancora la chiarezza per quanto concerne gli allenamenti individuali all'aperto, ma credo che a questo punto non arriverà nemmeno. L'unica fonte è il DPCM e l'unica fonte locale sono io, e quindi all'aperto ci si può allenare con allenamenti di preparazione atletica o di tiro a canestro o di esercizi, ma individuali. Ma ha senso, John? Ha senso? Ma non so se abbia senso o no, ma me lo stanno chiedendo tutti. E tu devi rispondere, certo. Ciao Eros, buona domenica. Da Leguleio, quale sono, do una risposta di risida interpretazione a quello che è il DCPM. Purtroppo sono intervenute le FAC che sono state pubblicate, intervenuta la nota del Ministero degli Interni. Veramente i primi 4 giorni della settimana che si sta chiudendo sono stati difficili, perché non riuscivamo a comprendere sostanzialmente, anche con degli interventi di istituzioni differenti che si sovrapponevano e parzialmente smentivano quello che poco prima era stato ufficialmente pubblicato da altre istituzioni. Certo. Ad ogni modo, per farla breve, in questo momento, per dare anche un punto di riferimento alle società, tenete presente che la Tergestina ha chiuso le palestre, tenete presente che da altre parti stanno chiudendo le palestre i vari comuni, quindi diventava anche difficile ipotizzare una ripresa come se ci fossimo svegliati da un brutto sogno il 25 novembre mattina e fosse tutto regolare, tutto normale, tutto come prima. Abbiamo pensato di posticipare la stagione a dopo il 6 gennaio, come vedete nell'articolo di sovrampensione. Quindi se anche il 25 novembre ci svegliamo da questo brutto sogno e si può tornare in palestra, tutto bello, tutto buono, abbiamo ritenuto che non si potesse far fare 2 settimane di allenamento, 10 giorni di allenamento, poi fare 2 giornate di campionato prima di Natale. Resettiamo, il 2020 è andato così. Ma speriamo, John, speriamo che Dio ti ascolti, che capiti così, che servano 2 settimane per rimetterci in forma, e che non sia invece l'inizio di un'agonia, e che da lì poi si vada avanti
certo. Chissà quanto, questo è il vero dubbio, no Alessandro? Certo, però cosa fai, Dus? Non dai, Hai perfettamente ragione. E non dai dei punti di riferimento alla società. Non si può fare altro. Io ho sempre detto, ho sempre chiesto, come presidente regionale, insomma, difficile per me rivolgermi a te come presidente regionale, vista l'amicizia che ci lega, quindi formalmente diciamo, no? Sì. John, dai un segnale alla società, cioè diamo un punto che sia un riferimento, poi dopo si può sempre cambiare, però c'è bisogno di avere dei paletti in questa fase, dei paletti Guarda, fra l'altro il discorso degli allenamenti individuali che nella nostra regione è sentito, all'aperto parlo, è sentito perché mi hanno scritto in tanti con cui ovviamente ho cercato di collaborare, ho veicolato a Roma le loro istanze, ma ad esempio in Sicilia è sentito come una situazione di vita o di morte, cioè la collega Cristina Correnti è assolutamente consapevole che loro tutto il mese di novembre lo possono ragionevolmente fare all'aperto, magari gli ultimi giorni con la felpetta, ma ha una presa di posizione forte e favorevole alla possibilità di allenarsi come preparazione atletica, scivolamenti difensivi, allunghi, corda, quello che volete, ma all'aperto. Alessandro? Diciamo che è stata una settimana complicata, difficile, piena di notizie che arrivavano. Noi, per quanto riguarda il nazionale, ci aveva dato comunque via libera per tutto ciò che riguardava appunto i campionati A1, A2, le B, fino alla Serie C come campionato nazionale e a tutti i campionati giovanili che per nostra indizione di campionati i giovanili sono sempre stati campionati nazionali, quindi 19, 17, 15 e 13 sono dei campionati che possono essere disputati, e quindi anche gli allenamenti. Cosa restava fuori? Restava fuori la Serie D, pur essendo una categoria assimilata alla Serie C per quanto riguarda la parte organizzativa, quindi di carattere regionale, le prime, le seconde divisioni, tutto ciò che riguardava l'Under 12, l'S3, il volley. Tutto questo naturalmente cosa accadeva? Accadeva quello che aveva detto prima John, cioè la chiusura degli impianti, delle palestre scolastiche, le chiusure dei comuni. Quindi attivati immediatamente per cercare, no, di farle riaprire. E poi è arrivata per fortuna, no, la risposta in una FAQ da parte del Ministero dello Sport, che autorizzava invece per tutto ciò che era possibile disputare come campionati, aprire le palestre. Quindi sollecita i comuni, sollecita gli enti, si riaprono. Certo è che ad un certo punto reduce dalla Coppa Regione, che l'altro weekend, come sapete, ho dovuto interrompere perché avevamo, anche a scopo precauzionale, che avevo dovuto far slittare altre 4-5 partite. Per fortuna, per discorsi più precauzionali, perché in realtà di Covid c'è stato un solo caso accertato, ma quando tu ti trovi ad avere il venerdì delle persone che sono positive di congiunti, quindi di persone con congiunti che giocano, cosa fai il giorno dopo? Li fai giocare la partita con un'altra squadra e magari rischi di fare l'effetto domino? No, perché vuol dire nessuno deve fare l'eroe in questo momento. E quindi si arriva a giovedì sera, quando ho riunito la consulta dei presidenti, perché dei presidenti territoriali, ho spiegato quello che probabilmente avremmo deciso subito dopo in consiglio, e cioè lo stop dei campionati di Serie C e dei campionati giovanili maschili, che sono di competenza nostra. Tu potevi farlo, quindi tu di fatto hai assunto una tua decisione indipendente, peggiorativa, cioè hai fatto un po' il presidente della regione, che può intervenire solo peggiorando ma non migliorando, o sbaglio?
esatto. Io sarei dovuto partire il 14 di novembre con i campionati di Serie C e con i campionati di Serie D. I campionati di Serie D erano automaticamente bloccati perché era un campionato cosiddetto regionale, quindi si andava appena, cioè in questo momento non si allenano nemmeno, fino a quel famoso 24 novembre che sappiamo che è una data che oramai verrà probabilmente superata. E quindi sì, perché abbiamo detto questi campionati innanzitutto sono andati avanti sempre tutti insieme. Oggi però, anche guardando solo la Serie C, non ci sono le condizioni. Sono le stesse squadre che giocavano quasi la Coppa Regione. E quindi a questo punto abbiamo detto, anche sentite alcune società, sentite che subentravano continuavano ad esserci delle ulteriori difficoltà, ci siamo confrontati, devo dire il Consiglio è stato unanime nella decisione, abbiamo deciso di far slittare al weekend dell'8-9 gennaio, anche perché allora se vogliamo anche dirla un po' tutta e se vogliamo anche seguire quelle che sono un po' le indicazioni che ci vengono date, gli spostamenti tra i comuni in realtà dovrebbero venire fatti solo per situazioni di carattere urgenza estremamente particolari, di necessità assoluta. Prima cosa. Seconda cosa, problema degli spostamenti per quanto riguarda le trasferte. Non si può più, tra virgolette, girare con il furgoncino, con il pulmino carico. Le macchine non le possiamo caricare con 5 persone. E oggi come oggi abbiamo difficoltà poi, no, a giustificare e dove mandiamo magari questi genitori che alla fine accompagnano i figli. Magari la partita è alle 7, alle 19 o alle 20 con tutti i bar chiusi, con tutte e magari in mezzo alla strada e in palestra non possono stare. Cioè c'erano delle incongruenze. È vero. In più è sicuramente il fattore principale il discorso che va bene assolutamente in questo momento finché riusciamo e diciamo le AC e i campionati giovanili possono allenarsi, vediamo fino a quando, però creare quell'effetto oggi domino che potrebbe venire da ulteriori casi, diciamo che se lo possiamo evitare è meglio. Noi speriamo tutti che dall'8 al 9, come diceva John, dopo l'Epifania, magari la situazione ci consenta veramente una ripresa e una partenza almeno magari più serena. Sì, magari con una specie di vaccino utilizzabile, poi se poi questo vaccino sarà realmente utile o no. Però ecco, mi sembra che si navighi un pochino a vista, John. Comunque è tanta roba potersi almeno allenare, capite? Cioè, nei limiti... Però mi sembra comunque sia solamente un step by step verso la chiusura, cioè mi sembra tirare un po' il brodo, no? Ma se io faccio un pezzo dopo l'altro 7 giorni fa e quindi che Alessandro ha un caso sospetto nel suo mondo, io ne ho 3 conclamati, annunciati e 1 sospetto, a fronte di 11.000 e passa tesserati, magari ce ne sono anche altri, ce ne saranno tanti di falsi negativi, di falsi positivi, tutte queste cose qua, però comunque una situazione assolutamente sotto controllo. Il fatto di poter mandare in palestra, ove le palestre fossero ancora aperte, i bambini, i ragazzini, io non lo vedo, la vedo come un grande vantaggio per... No, ma è sicuro, e qui ti chiedo di rispondere anche ad Alberto Ramagli, che salutiamo con affetto. Prima magari Francesco, se puoi rimettere in impressione la sua domanda, lui dice, oltre ai ragazzi, c'è chi lavora, studia 8-10 ore al giorno e poi la sera magari ha diritto o bisogno, no? Se no non si vive, questo è il concetto. E dice, lo sport, siamo gli unici che seguiamo maniacalmente quelle che sono le regole imposte dal governo. Forse è vero. Da tutte le altre parti si cerca sempre, no? A parte che poi, e questa, la pallavolo è stato bravo in questo, però prendi nel senso buono quello che sto dicendo adesso, Ale. Cioè, fatta la legge, si trova l'interpretazione giusta, no? Perché mi sembra che la federazione pallacanestro ci 3 giorni il basket per capire
cosa si intendeva per la virgola, la parola. Quindi delle due l'una, o chi fa questi DPCM non è completamente competente, probabile, oppure è talmente difficile regolamentare la materia che poi noi italiani, che siamo bravissimi, riusciamo a infilarci dentro e trovare il modo per eludere. Ma alla fine, voglio dire, mi sembra sempre uno step by step verso là. Ecco, poi dopo ci arriveremo. Però, ecco, Giovanni, rispondi tu ad Alberto Ramagli con Baschettaro. Lui dice, Sì. ma perché? Che è un po' quello che stavi dicendo, no? Dice la stessa cosa, io l'ho focalizzata sui Non solo per i giovani, bravo, esatto. 14 15 lui dice la stessa cosa per quella fascia di persone che magari hanno 20, 21, 22, 25, 28 anni, che peraltro era, però ricordatevi che era già stata sostanzialmente sotto profilo amatoriale ben da 2 settimane eliminata, se andiamo a guardare i DPCM a ritroso, e che prende la mazzata definitiva con l'ultimo DPCM. E io sono d'accordo. È chiaro che nel momento, come diceva Alessandro, bisogna limitare gli spostamenti tra i comuni. Probabilmente adesso andremo lunedì di fronte a un lockdown regionale negli spostamenti tra le regioni, eccetera. È chiaro che si tende a bloccare gli spostamenti di tutto ciò che non si ritiene essere essenziale. Ma è qui la domanda, però. O l'allenamento della promozione e della prima divisione serale, il 5 contro 5 con la palestra affittata alle 21:30 del lunedì sera da un gruppo di amici, non è considerato essenziale. Si sbaglia, non si sbaglia, ma così è. Però mi sembra che per la prima volta... Volevo chiudere con un... Certo. È chiaro che noi siamo... persone federali, sia io che Alessandro, tu fai parte di una commissione, eccetera. Cioè è difficile poter guidare il popolo del basket in rivolta contro quello che ci viene indicato dal DPCM piuttosto che dal comunicato del presidente Petrucci. Cioè, ci mancherebbe, se io voglio fare il capopopolo, mi devo svestire di questa veste e poi magari andare a i sassi, ma è una età passata quella. È giusto. Però, Ale, per la prima volta l'Italia non ci sta, no? E capita, questa settimana è capitato, mentre il primo giro, no? Tutti zitti, muti, con le orecchie basse, ci siamo chiusi in casa, mi sembra che questa volta la gente sia un po' agitata anziché no. Ma per gente, poi dopo si può intendere tutto e il contrario di tutto, ma al di là di chi scende in piazza, molti si chiedono, ma dove stiamo andando a parare, no? Perché al di là di una curva dei contagi che è ovviamente clamorosamente, esponenzialmente verso l'alto, però c'è una vita che deve andare avanti, e qui i giovani chiusi in casa, lo sport paga le conseguenze fortissime perché siamo abituati a rispettare le regole come di default, no? Di formazione. Da quando siamo bimbi ci insegnano che il bugger fatto in un certo modo non vale, che il terzo tempo non puoi fare il quarto passo, quindi siamo abituati a rispettare le regole. Però il popolo, la massa, si chiede, ma dove andiamo a parare? Cioè, è giusto? E sento un crescente, io non voglio fare politica in questo caso, una crescente sfiducia nei confronti dei DPCM che si accavallano day by day fino ad arrivare a lunedì. Probabilmente richiuderemo poi la trasmissione, se l'ultima domanda vi farò, dove ci sarà un lockdown morbido generalizzato. Ecco, percepisci anche tu nel tuo mondo una massa crescente di insoddisfatti, pronti anche, dice John, non abbiamo più l'età di lanciare le pietre, a scendere in piazza per tutelare i nostri diritti? Sento comunque tanta preoccupazione perché queste normative, questi DPCM che ci arrivano, no, uno dopo l'altro, io li trovo un po' tardivi, perché secondo me è impossibile che un governo che si affida, no, a una serie di esperti di questo genere e a una miriade, io dico, tra l'altro di commissioni formate da tantissime persone, cioè dovevano anche, avrebbero dovuto fare un po' dei calcoli, perché probabilmente sto dicendo anch'io delle cose discutibili, ma forse era meglio fermarsi prima per un periodo ristretto, prima che si arrivasse a questo punto. È probabile.
Perché questa non è nient'altro che una lenta agonia, ma è una lenta agonia per l'economia, è una lenta agonia non solo chiaramente, no, per il discorso dello sport, è una lenta agonia per la scuola. Allora, mi sto facendo così, anch'io delle domande, cioè dal punto di vista anche economico-finanziario, perché è chiaro che tutto questo genera un malcontento che poi no, sfocia in situazioni particolari e poi che animano, no, una parte delle piazze dove si arriva anche a cose che, vuol dire, che non dovremmo vedere comunque, Certo. no, in un paese civile. Certo. Però capisco anche che dall'altra parte c'è tanta insoddisfazione, ci sono tante persone, anche del mondo dello sport, che effettivamente hanno fatto tanto, perché noi abbiamo fatto tanto. Noi abbiamo fatto veramente tutto quello che ci hanno detto. Siamo un po' come, vuol dire, come la massa dei ristoratori. Ci hanno detto che bisognava seguire determinate regole, ci hanno detto che dobbiamo acquistare determinati prodotti per sanificare le palestre, ci hanno detto che tra un turno e l'altro dobbiamo fare ogni volta, no, la sanificazione, ci hanno detto di non usare gli spogliatoi, ci hanno detto di non usare le docce, e noi questo, il nostro mondo lo sta facendo. Noi siamo quelli che probabilmente abbiamo cercato di essere molto attenti nel non veicolare quello che ci è arrivato dall'esterno, perché i casi non sono nati nelle palestre, purtroppo sono importati, ma noi bloccandoli abbiamo fatto sì che questi, no, non dilaghino in altre situazioni. Quindi veramente abbiamo fatto tanto. E io, ecco, la cosa che effettivamente che mi sento di dire è quella di sperare, ma è una speranza che dura il tempo che dura, è quello almeno di riuscire a continuare a potersi allenare, cosa che sarebbe essenziale, perché i nostri ragazzi, e parlo di tutti adesso, parlo di tutti, perché anche i ragazzini, i bambini più piccoli che restano chiusi, adesso torneranno a fare le lezioni, perché sappiamo che torneranno a casa, a fare le lezioni da casa, perché abbiamo scoperto che tutti ci dicono che è la mobilità quella che probabilmente, soprattutto nelle grosse città, poi crea anche, no, delle situazioni problematiche dal punto di vista di Covid. E quindi cosa fai? Quando chiudi, è vero, ci stanno dicendo che probabilmente, no, la scuola sarà l'ultima, però già i licei, già le scuole superiori, no, a distanza, poi comincia la terza media, poi comincia tutta la media. Ecco, quindi qua adesso vedremo quello che succederà. Insomma, purtroppo Ecco, la speranza, amici cari, è quella di riuscire a fare almeno un po' di attività. E poi siamo nelle mani di qualcuno che sta continuamente decidendo sopra di noi. Due messaggi, Giovanni, uno di Fausto De Ganuti, che salutiamo con affetto, che si rivolge un po' anche lui, ecco qua, ai bambini, no? I bambini non devono essere mai vietate le occasioni sportive, è il loro senso della vita. È vero, poi Antonio che in maniera più drastica dice non vedo molte alternative. Ecco, io credo che in questi due messaggi si è detto tutto quello che è il sentimento, no, popolare, sì, in questo momento. Da una parte c'è, ma ragazzi, come dicevi anche tu Alessandro, lasciateci almeno allenare, non togliamo ai bambini il sogno. D'altra parte il realismo che dice se questo è il trend, perché poi bisogna anche capire, rispetto al primo giro, no? E per primo giro intendo quando siamo tutti spiazzati tutti quanti a marzo-aprile, ci sono magari molti più contagiati, ma la situazione è molto meno critica, no? Se vogliamo andare a vedere a livello di deceduti, a livello di anche di ospedali, di capacità ospedaliera di reggere l'urto. Bisogna però capire dove si potrebbe. Credo che però se tutto il mondo vuole chiudere, le prospettive sono devastanti.
credo io, no? Non lo so, perché sennò veramente non avrebbe senso andare a un lockdown. Mi sembra che gli ospedali abbiano fatto tesoro di quello che è già successo, e quindi per togliere i bimbi, John, chiedo a te se è possibile dare una risposta. Sono i due poli, no? Da una parte non togliamo ai bimbi il sogno, non dovevamo. Tu hai visto manifestazioni di piazza a marzo, ad aprile, a maggio? No. Infatti. Qualcuno che ha sclerato? No. Tutti quanti a giugno hanno cominciato a dire ci sarà la seconda ondata, facciamoci pronti. Bene, noi abbiamo, come ha detto Alessandro, iniziato a sanificare, a comprare il materiale, a litigare per i contributi, a fare tutte queste cose qua. Chi è che si è fatto trovare impreparato in questa seconda ondata? Perché arrivare oggi a parlare di secondo lockdown con l'economia in ginocchio vuol dire essere impreparati. E qui chiudo. Dopodiché, Francia, Macron fa lo stesso. Boris Johnson ieri ha detto che sta facendo la stessa cosa. Kurz in Austria sta facendo la stessa cosa. La Merkel, che ha uno spessore politico che è 100.000 volte più ampio di Conte, e anche una struttura di governo che è tarata su livelli molto più alti, dice statevene a casa. Quindi io capisco perfettamente, sono d'accordo con Antonio che la situazione purtroppo adesso c'è e va gestita. Mi rammarico perché ci siamo fatti trovare impreparati, questa è la verità. Dall'altra parte a Fausto dico che mi sembra 10 giorni fa l'ho ricordato in una trasmissione locale per i 50 anni del Carnera, e ho detto che quando sono entrato io a giocare al Carnera all'ora e mezz'eta, me lo ricorderò perfettamente che lui faceva da arbitro di Serie A allenamento sull'anello sopra, correva e poi ci arbitrava il 5 contro 5 quando giocavamo. Ovviamente io stavo in panca quando Winfred Chini, Vincent Teschio e Lorenzo Bettarini giocavano, e anche delle ispezioni di allenamento, e quindi ho ricordato questo flash che mi porto ancora dietro. I bambini, purtroppo, se per bambini intendiamo il mini basket, è già da 2 settimane che non se ne parla più, quindi sono stati eliminati col primo dei 3 decreti che hanno spazzati via. Sì, spazzati completamente via. Se parliamo di bambini di fascia di età adolescenziale, preadolescenziale e quant'altro, quindi 11, 12, 13, 14 anni, sono assolutamente d'accordo con Fausto, e quello che stiamo dicendo in questo momento, la pallavolo che ci porterà anche via tanti atleti in maniera non lo dico in maniera polemica, ma in maniera assolutamente oggettiva, perché probabilmente pensate alla famiglia del paese della Bassa Friulana, dove la bimba sta giocando a pallavolo in una società che ha anche il maschile, il bimbo che gioca a pallacanestro che aveva l'amichetto di scuola che l'ha portato a iscriversi nell'Under 13 è fermo. Cosa costa fargli fare un mese e mezzo, 2 mesi nella palestra di pallavolo attaccato a casa, e far provare un nuovo sport? Quindi questo è quello che il rischio nostro, ma non lo dico con polemica, lo dico con pragmatismo. È un dato di fatto. Adesso la pallavolo rispetto a noi è sempre stato un Frecciarossa rispetto a un Intercity. In questo momento la pallavolo è una litorina, la litorina che va a Cividale, e la pallacanestro però sta andando avanti in autostop. Capito? Molto bella la tua, però devo dire molto calzante. Ti giro a te la palla, Alessandro, però è vero, io condivido quello che ha detto Giovanni, lo dice il presidente regionale con chiaramente il cuore in mano, e ti chiedo sia di replicare a quello che ha detto Giovanni adesso, e sia di rispondere anche a Giuseppe, se non ricordo male, perché a noi piace. Eccolo qua, buongiorno a tutti, non servono gli aiuti, non l'assistenzialismo, noi vogliamo che bimbi e ragazzi vanno sul campo, nei palazzetti e nelle palestre adibite a sport. Gli atleti sono abituati a rispettare le regole, rispettino tutti i protocolli. Io prendo anche la palla al balzo, Ale. Ne avevamo parlato anche noi nelle nostre trasmissioni, che hanno purtroppo, io mi auguravo in questo autunno inverno di fare con voi trasmissioni settimanali dedicate a arbitri, tasse gare, partite sbagliate, grandi campioni in fieri che nascono, selezioni regionali. Invece siamo qua a parlare sempre di quello. Però si era anche parlato di sistemare tante aree sportive, magari le vecchie fabbriche di Trieste ad esempio, no? Di prepararci, perché adesso il grande problema sarà, come sempre, più di sempre, gli impianti, e qui mi rivolgo anche a Giuseppe, a palestre dedicate allo sport, in cui tu puoi fare una piccola bolla. Ma perché non possiamo copiare l'NBA,
chiaramente, no? Con a crearci delle piccole bolle. Io a Cividale, fra virgolette, l'ho fatto con la mia squadra. Abbiamo noi la nostra palestra e lì chi entra, sappiamo chi entra, se entrano solo quelli, siamo a porte chiuse, ma non perché io sono più bravo, io sono più fortunato, però perché non andiamo a cercarci le opportunità? Ale, ti ho dato un po' di spunti partendo da John per rispondere a Giuseppe, per arrivare al discorso degli impianti. Allora, sul discorso di Giuseppe, della domanda così, o delle osservazioni che ha fatto Giuseppe, è una considerazione che assolutamente condivido, e dico che i nostri bambini, i nostri ragazzi sono sempre stati abituati a seguire le regole. Devo dirvi, cioè, per quanto riguarda il basket, per quanto riguarda la pallavolo, noi, le nostre federazioni, ci hanno dato delle regole da rispettare in questo periodo e sono state rispettate. Probabilmente sì, no, come sempre, no? C'è qualcuno un po' più leggero, c'è qualcuno un po' più pesante, ma se guardiamo l'80 il 90% sono sicuramente società che hanno seguito attentamente quello che erano i protocolli, e i nostri atleti, i nostri ragazzi, i nostri bambini si sono velocemente adeguati. Quindi, come si diceva prima, se ci lasciassero almeno allenare e poter scendere in palestra, almeno a fare un po' di quel sano movimento. Sul discorso sulla palla che mi lanciava John, devo dire, guarda, anche noi considera che, per dirti, la Serie D, la prima e la seconda divisione, che sono tante volte anche squadre, no? Anche sì, un po' più anzianotte, ma anche fatte di tanti giovani. Queste non si possono allenare, oppure magari che all'interno di una squadra under hanno quelle 4-5 persone, no? Magari over, che non possono allenarsi. Quindi, cioè, in questo momento io dico che è una battaglia che dobbiamo continuare a condurre, perché l'abbiamo sempre condotta da quel 26-27 febbraio, sempre insieme, e continueremo a farlo sempre con la stessa tenacia e con la stessa unità di intenti che abbiamo sempre avuto, almeno per quanto riguarda sicuramente la nostra regione. Quindi su questo io, guarda, ho stimato che noi come movimento, prima di recuperare i numeri globalmente, io ho idea che passerà qualche anno, perché questi sono dei numeri, un'annata così difficile, dove probabilmente nel corso del tempo anche i numeri si diventeranno più sottili, perché ne perderemo, e sappiamo bene che purtroppo perdere è facile, riconquistare è molto più difficile. L'ultima domanda è quella che avevi fatto tu, sugli impianti. Sugli impianti, guarda Davide, sugli impianti sfondi porte non aperte, spalancate, perché io e Adami, anche come presidenti, ci siamo mossi e ci stiamo muovendo. Chiaramente ci sono queste situazioni che ci hanno portato via veramente, cioè ogni giornata era una giornata di lavoro per noi, perché dover prendere decisioni non è facile. No, non è stata la chiusura, devo dire, il posticipo anche della Serie C e dei campionati maschili, no, giovanili, non è mica una scelta facile, ma purtroppo noi siamo stati eletti per prendere decisioni che non sono per forza sempre quelle auspicate da tutti. Non dobbiamo correre dietro a decisioni che ci vengono dall'alto. Se ci sono delle situazioni che noi riteniamo problematiche, dobbiamo decidere. E quindi a questo punto c'è stata una concentrazione di azioni su quella parte là. Noi ci siamo mossi tutta l'estate, e dall'inizio
dalla fine della primavera che ci stiamo muovendo per avere un dialogo, soprattutto in alcune aree. Vedi la zona di Trieste che è assolutamente carente di impianti, e lo dico e lo sottolineo assolutamente, con una situazione di palestre scolastiche che poi, tra l'altro, non sono neanche state messe tutte a disposizione. Lasciamo anche perdere il problema delle palestre delle EDR, sulle quali chissà Dio se e come torneremo eventualmente in gennaio, perché prima non se ne parla. Questa città ha bisogno, la città di Trieste ha bisogno di una programmazione di impianti che non si fanno in 3 mesi, in 6 mesi, ma una programmazione di impianti che dia respiro a sport di palestra, come può essere pallavolo, pallacanestro, pallamano e anche altri sport dell'interno. Noi non ne abbiamo. Abbiamo curato i grandi impianti, ripeto, fatto delle piccole migliorie in alcune palestre scolastiche che avevano assoluta necessità, ma c'è bisogno di dare a questi giovani, a questi ragazzi, il posto dove poter svolgere l'attività sportiva. Abbiamo un sacco di domande, Alessandro e Giovanni. Gio, non ti lasciano andare a messa oggi, però devi andare a messa veloce perché poi a 12:30 c'è l'Udinese. Devo andare anche in cimitero. Giusto. Roberto Ciriello, faccio i complimenti per la sua foto profilo di oggi. L'abbiamo detto inizio trasmissione che omaggiamo il grande Sean. Parla insomma in maniera piuttosto drastica. Per quanto riguarda la FIP c'è poco da dire, l'attività giovanile è sospesa, e quindi c'è poco da interpretare, e sugli impianti sappiamo la sua battaglia, preferisce non aggiungere altro. Andrei invece parla di visite mediche, e quindi qui apre anche un discorso legato a aiuti, no? Per quanto riguarda non so, eventuali contributi di esercimenti eccetera eccetera. Daniele Muraro in maniera più parla vino al vino come il suo stile, dice: cari presidenti, non vorrei essere al vostro posto, ho veduto un casino. C'era anche un altro messaggio o un altro paio di messaggi che mi sono scappati via prima, però li abbiamo letti in sovraimpressione. Giovanni, è chiaro che c'era Gianfranco, ecco, questo magari è particolarmente interessante perché mi interessa rispondere. Infatti, bravo, vai, perché è giusto che ognuno dica la sua, e potrebbe avere anche ragione tu, Gianfranco. Sentiamo Giovanni cosa ne pensi. Nessuno può dare questa certezza, ma noi al contrario diamo la certezza che portando i ragazzi in palestra con il senso di responsabilità che hanno le nostre società, creiamo una situazione di screening a metà del pomeriggio. Quindi la mattina la famiglia manda a scuola il ragazzo e gli misura la febbre, lo fa, non lo fa, affari loro. Ma di sicuro a metà pomeriggio, misurazione della febbre, autocertificazione, inserimento in un contesto assolutamente sanificato, perché i controlli la Procura federale li farà, li dovrà fare, speriamo che li faccia, ma comunque tutti si stanno adoperando in questa maniera, e poi riconsegna a casa di un ragazzo, alla famiglia e anche alla scuola il giorno dopo, di un ragazzo che non è stato per quell'ora e mezza in giro per i supermercati, non è stato al centro commerciale, non è stato in piazzetta col motorino a parlare e a alitarsi addosso con gli altri suoi coetanei, che ha diritto, cose che ha diritto di fare, ma l'abbiamo fatto tutti, per fortuna. Una bolla. Cosa? L'abbiamo fatto tutti noi dei ragazzi così. Ma certo, ma sto spiegando la differenza. Hai ragione, condivido. Abbiamo provato a dare in questo momento un servizio positivo. E la risposta a Gianfranco, che è corretto. Sì, la percentuale del 100% non la posso dare, sicuro, però... Aggiungo solo una cosa. Tra l'altro, se c'è un positivo nella famiglia e quindi l'atleta avvisa, non viene in palestra, il presidente cautelativamente blocca tutto fino a che non si è chiarito se il congiunto ha il tampone negativo, quindi si va in quarantena. Noi mandiamo la società la squadra in quarantena logicamente per la parte sportiva, perché non possiamo sovrapporci all'ASL. Quindi quello che diceva John è assolutamente sacrosanto ed è molto più restrittivo, perché poi tra l'altro, diciamocela tutta, qualche volta purtroppo
direi per esigenze familiari, tachipirina e via, e si va a scuola. Per andare all'allenamento o si va o non si va, non si mette la tachipirina. Scusa John che ti ho interrotto. No, è giusto. Però ragazzi, chiedo a entrambi, prendo spunto da questa domanda di Andrei, ma io credo che voi come comitati, ma in generale le federazioni, abbiano raschiato il barile. Se è difficile in questa seconda ondata prevedere un'altra forma di contributi economici reali, no? Non ce ne sono più. Quindi qui o mette la mano al portafoglio del governo, se ne hanno, oppure il movimento veramente non sarà più in grado di aiutare le famiglie, ad esempio, per le visite mediche. È un tema che andrà affrontato, o l'avete già fatto con i vostri presidenti nazionali? No, con i presidenti nazionali no. Con Alessandro invece in sede locale ci siamo mossi per offrire delle possibilità in più, viste le convenzioni che abbiamo fatto, anche riguardanti le visite mediche per i giovani, quindi ci siamo mossi anche sotto questo profilo. Hai perfettamente ragione, che credo che il presidente Federica, dopo i 4 milioni e 2 per le sanificazioni, non credo che possa convogliare, altri sostegni al mondo dello sport. Oltretutto salterare a tutto, cioè non ce la facciamo ragazzi, non ce la facciamo, e questo è il vero grido di dolore, sì, non ce la facciamo. Però comunque guarda, è l'unica cosa che riguardo al discorso dei contributi per le sanificazioni, quelle penso che al 99,9% arriveranno entro l'anno, anche perché proprio in questo periodo diciamo che John qualche volta ha mandato il suo vice, io ho partecipato alle riunioni, no? Che sono nella commissione che ha stilato un po' le modalità per poi andare ad erogare quelli che saranno i contributi di sanificazione. Vi posso dire che in questo momento c'è la fase proprio procedurale di richiesta ufficiale da parte delle società, e poi entro la fine dell'anno si partirà con l'erogazione, che per l'amor di Dio è un piccolo aiuto, ma comunque è qualcosa che si somma a quello che le nostre federazioni hanno già fatto. Devo dire che penso proprio che se non ci pensa qualcun altro dall'alto, le federazioni hanno raschiato quello che avevano. Di là purtroppo non penso che arrivino altre cose, ripeto, a meno che non ci siano dei rifinanziamenti dalla casa superiore. Ecco, e le visite mediche... solo quello. Purtroppo questa, cioè, nei settori, no? Nei settori, non so, fondamentali, probabilmente oggi come oggi lo sport normale non c'è. Non c'è. No, ma non è neanche proprio preso in considerazione. Ora siamo verso l'oretta, quindi io sarei pronto quasi per congedarvi. Prego. Ricordati, prima che mi passi per la testa, che prima che ci chiudano dobbiamo tornare dal sindaco di piazza. Fatti il nodo al fazzoletto e segnati sul post-it giallo. Scusa, Dus. Sì. John, mi dice Francesco che siamo in tempi per chiudere. Ora vi chiedo entrambi, le palestre non sono mai state così pulite. Hai ragione Stefano. Totalmente ragione. Ragione. Siamo bravissimi, precisissimi, e devo dirti che anche i miei dirigenti, ad esempio, quando io arrivo a Cividale, cazziano pure me, che sarei in teoria il presidente per quel poco che posso valere, perché io rispetti le regole. Quindi siamo tutti allineati e coperti. E questo è il messaggio che diamo anche alle famiglie a casa che ci affidano i loro ragazzi. Io ho avuto il dubbio se riportare gli under a fare allenamento questa settimana, poi nel dubbio no, perché è un discorso di troppa incertezza, no? Però il dubbio ce l'ho ed è giusto che i ragazzi giochino, però è troppo tutto complicato, per cui in questo momento è meglio temporizzare in attesa di capire dove andremo a parare. Giovanni, dove andremo a parare? Mentre noi parliamo pare che ci sia l'ennesimo, e qui mi vengono i capelli dritti dalla paura, l'ennesima consultazione di governo, in arrivo nuovo DPCM, arriva questo lockdown, e che tipo di lockdown dovremo affrontare? Mi pare dovrebbe essere un po' meno rigido, se si può parlare di lockdown rigido o meno, rispetto a quello di marzo-aprile. Io credo che andranno a creare delle zone rosse nelle regioni, quelle 4 che hanno raggiunto il livello 4, credo sia inevitabile, e noi saremo circondati
perché Emilia, Lombardia, Veneto, Piemonte o Campania, insomma, sono quelle che sono sostanzialmente... E come faremo a giocare, John? Anche in B, in A2, come si fa a giocare? Non credo, con una zona rossa che comprende la regione dove ha sede la squadra iscritta a campionato, non è che ci fai tante storie, non è che credo che non ci sia nessun tipo di deroga e quindi ci saranno dei rinvii. Quindi andiamo verso una chiusura, anche perlomeno un pit stop dei campionati tipo Serie B o Serie A2? Cioè fermeremo tutto? Questa è la domanda poi che si fanno. Potrebbe essere. Non credo che abbia la federazione, la Lega, potere di deroga su DPCM che creino delle zone rosse o cose di questo tipo. Cioè, per capirci, se l'Emilia... no, tu non hai squadre emiliane in girone, perché hai marchigiane e abruzzesi. Vabbè, però insomma, alla fine sono tutti concatenati, non puoi far andare avanti un girone che vale le Marche negli Abruzzi e in Veneto e non far giocare magari Lombardia e Piemonte, credo, Ma forse quello potrebbe anche essere non lo so, utilizzabile, però non credo che possa la federazione andare sopra quanto stabilito da un DPCM in termini di zone rosse, non credo. Quindi tu prevedi un lockdown con chiusure mirate e conseguenzialmente noi come uomini di sport per i nostri campionati cosa ci aspettiamo, Alessandro? Guarda, oramai quello che possiamo così dire, pensare è che il DPCM sarà un DPCM che chiaramente darà determinate regole e qua dovremo adeguarci. Cioè è impossibile oggi, devo dirvi, a quest'ora alle 11:29 prevedere quello che riusciremo a fare o non a fare. Penso che sarà un DPCM che rallenterà ancora di più l'attività di alcune categorie, sinceramente, e questo da cittadino mi preoccupa fortemente, perché chi ha delle attività, chi ha di ristorazione, chi ha come te, chi ha delle attività di negozi, diciamo, probabilmente saranno quelli, no, che pagheranno la fee più importante, e questo preoccupa, perché è un ulteriore danno che speriamo veramente venga ripagato a carattere cubitali, perché se no non ne veniamo fuori. Ecco perché i movimenti poi di massa che arrivano, no, cavalcati da frange, ma indipendentemente sotto c'è la grossa massa di persone che invece, no, urla veramente un aiuto, la necessità di poter andare avanti, di sostenersi. Guarda, concludo con un discorso, con un accenno a quella che è, devo dirvi, come dire, la partita un po' della speranza. Oggi c'è il derby di A2, c'è la Libertas Martignaco, è vero, il Ciliat al Massons. Noi l'anno scorso, no, eravamo al Pala Carnera, no, davanti a 3.000 persone a festeggiare questo grande derby. Oggi ci ritroviamo a giocarlo a porte chiuse in una situazione completamente diversa, tra l'altro senza il presidente, il storico presidente che desideriamo sicuramente tutti ricordare, Bernardino Ceccarelli, e quindi è sicuramente un derby sottotono, ma che mi auguro che magari nel girone di ritorno si possa essere degnamente giocato in un altro modo. Hai fatto benissimo a ricordare, in bocca al lupo entrambe. Noi poi sui nostri schermi daremo spazio sicuramente alla partita, e viva le nostre grandi due squadre regionali e provinciali, in questo caso con orgoglio, che tengono alta la bandiera del volley femminile, ma del volley in generale in Italia. Quindi in bocca al lupo entrambi, vinca il migliore, la migliore o il migliore, che sia un grande spettacolo di sport, anche se è difficile parlare di sport in queste condizioni, e fare un derby così con il Carnera
nei nostri occhi ancora oggi a porte chiuse è di una vilente che più vilente non si può. Io prenderei un'altra ora di trasmissione per chiedervi se ha senso continuare in queste condizioni piuttosto che fermare tutto e ricominciare quando lo sport ha senso di esistere, cioè col pubblico, con i genitori, con le morose, con i morosi, col bar aperto, con un momento di festa, di aggregazione, di enjoy, di puro divertimento, come deve essere lo sport in una società che ha bisogno veramente di capisaldi a cui appoggiarci. Ma ne parleremo la settimana prossima, quando sapremo che Dani ha fatto Conte in questo weekend. John, ti lascio con il 4-3-3 dell'Udinese. Oggi è svolta storica, mi arriva in la formazione anteprima, Lasagna in panchina, tridente con Pussetto, Deulofeu e Okaka, e difesa a 4, quindi andiamo alla caccia del diavolo con un nuovo modulo e con Zico nel cuore. Io vi ricordo a tutti i Nox Signo Vinces e vi lascio Zico contro la Roma 1-0 all'85esimo. Grazie Alessandro, grazie Giovanni, buona domenica a tutti, che Dio ci aiuti e speriamo che il mondo vada verso il meglio. Grazie a tutti e buona domenica e viva lo sport. Ciao. Ciao a tutti, ciao.